finita così, con i 3 attivisti, 2 donne e un uomo, portati in questura dalla polizia dopo che per lunghi minuti hanno bloccato il traffico in Prato della Valle all'altezza del Foro Boario nel sabato di mercato. Erano circa le 11 quando i 3 hanno dato il via al blitz lanciato in contemporanea sui social. Prima hanno cosparso di vernice arancione, lavabile, fermano la strada, poi si sono spogliati lanciandosi addosso vernice nera. Una protesta per richiamare l'attenzione sulle politiche del clima e contro le azioni della polizia che un mese fa ha denunciato e perquisito le abitazioni di 5 attivisti, una dei quali presente anche stamattina. I 3 sono stati spostati dagli agenti delle volanti della Digos e portati in questura per l'identificazione. Non sta facendo niente! Non sta facendo niente quella persona! È l'ennesima azione del gruppo in città che dopo alcuni blocchi del traffico a Natale è entrato nella Basilica del Santo durante la messa solenne ma è stato fermato. Un blitz è stato messo in atto anche durante la messa di Pasqua nella parrocchia della Madonna Incoronata e poi 3 quadri della mostra da Monea Matissa a Palazzo Zabarella e durante la Padova Marathon.